Stando alle considerazioni che si fanno di solito, questa è la chiesa più antica di Castelfranco Veneto. Lo dico ad Antenna, questa volta si occupa di abbandono e degrado, questo lo stato della chiesetta di San Giorgio a Castelfranco Veneto. A denunciare la situazione alcuni residenti che ci hanno aiutato ad entrare nella chiesetta invasa dal guano dei piccioni. Per lo storico castellano Flavio Trentin, che ha anche scritto un libro per documentare il borgo, è un vero peccato vedere la chiesetta di San Giorgio con la sua storia secolare cadere a pezzi. È un peccato che versi in queste condizioni. Ma certo è una bestemmia, non è un peccato solo, insomma, un'eresia che versi in queste condizioni. Una chiesa così antica, così carica di storia, così carica di tutto, ecco, anche di umanità stessa, non è uno spettacolo decente né porta onore al nostro territorio, insomma. L'ultimo restauro è avvenuto nel 1901, come è scritto nella lapide posta sopra la porta d'ingresso. Il complesso era composto da una cappella e da un convento che fin dal 1192 ospitava un priorato benedettino. Più di 1000 le firme raccolte dai residenti che ora chiedono al mondo della politica, al comune e alla sovrintendenza di intervenire. Se la politica ci desse una mano, io credo che sarebbe possibile intervenire in tempi relativamente rapidi, insomma, per il restauro, e perché è anche un po' il fulcro dell'identità del borgo. Chi ha vissuto qui si ricorda che nella chiesa si celebrava la messa, in particolare il 23 aprile, giorno appunto di San Giorgio, o si teneva la recita del rosario. Oggi tutto è in stato di abbandono, con edere ed erbacce e colombi che penetrano nella chiesa. Che noi qua giocavamo, facevamo la sagra ogni anno con la cuccagna, con tutti i bambini, anche alle scuole venivamo qua, perché la scuola era qui e poi venivamo. Qual è il vostro desiderio? Che sia rimessa a com'era prima di questo degrado.